Montagna e i primi soldi tra un anno. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo nell'edizione del Corriere delle Alpi. Montagna e i primi soldi tra un anno, questo è il titolo, norma varata mercoledì in Senato, ora i decreti attuativi stanziati 200 milioni l'anno, di cui 105 su obiettivo. L'articolo è a firma di Francesco Dal Mas. Mercoledì il Senato ha varato la nuova legge sulla montagna con 200 milioni di euro del fondo FOSMIT che l'accompagna, ma per metterla a terra ora servono i decreti attuativi per dare incentivi al personale scolastico e a quello sanitario che scelgono di lavorare e vivere in montagna. Ma per vedere i decreti l'attesa potrebbe allungarsi fino a un anno, anche di più. I decreti attuativi stabiliranno anche quanto riceveranno direttamente le regioni. L'anno scorso il Veneto ha incamerato 9 milioni e 595 mila euro, il Friuli Venezia Giulia 5 milioni e 305 mila euro, ma la nuova legge sulla montagna blinda 105 dei 200 milioni di euro per la sanità di montagna, 40 milioni, la scuola 20, le giovani imprese, la casa, la natalità, l'agricoltura e le foreste. Alle regioni quindi resterebbero di risorse dirette 105 milioni. Il Veneto potrebbe ricevere quindi 3,7 milioni e il Friuli Venezia Giulia 2,3 in base ai precedenti criteri di distribuzione. Ma a questi trasferimenti diretti si aggiungono appunto gli indiretti, sempre per la montagna, in cui si articola la nuova legge: sanità, scuola, imprese, natalità, infrastrutture digitali, forestazione e altri servizi ancora. A Venezia e Trieste ci si augura quindi di poter contare almeno sulle stesse somme dell'anno scorso, rispettivamente di 10 e 5 milioni, e magari anche con un supplemento di risorse. L'UNCEM, infatti, l'Unione delle Comunità e dei Comuni Montani, ha già sollecitato il Governo e il Parlamento a recuperare altri 100 milioni. E sempre in merito a questa legge sulla montagna, ecco alcune dichiarazioni che troviamo a pagina 3 del Corriere delle Alpi. Il PD un bluff, è solo un travaso di fondi esistenti, ma il centrodestra rilancia, ha riconosciuto il peso delle terre alte. C'è chi non nasconde la propria soddisfazione per una riforma che arriva dopo 31 anni, ma anche chi definisce la nuova legge della montagna semplicemente un bluff, come fa il Partito Democratico con il segretario provinciale del Bellunese Alessandro Del Bianco, che legge: alla copertura dei precedenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana, FOSMIT, e che pertanto aggiunge: basterebbe questa riga, articolo 33 della legge, per svelare il bluff della legge sulla montagna. Il famoso finanziamento di 200 milioni di euro, in ogni caso pochissimi per tutta la montagna italiana, avviene spostando risorse per la montagna, peraltro previste dal governo Draghi, a questa legge sulla montagna. Risultato: non c'è un euro in più rispetto a prima, semplicemente si travasa. Del Bianco ammette però che la legge è piena di buone intenzioni, tutte cose bellissime, molte potenzialmente fattibili già prima della legge, che però necessitano di una cosa: soldi che non ci sono. Senza soldi le buone intenzioni restano tali. E ricorda a questo punto gli ulteriori tagli del governo alla provincia di Belluno, 2 milioni in meno all'anno fino al 2028. Ma reagisce positivamente soprattutto la Lega, il consegretario Andrea De Bernardini e la consigliera regionale Silvia Cestaro, che sottolinea la grande attenzione alle misure a favore della sanità, della scuola, dei giovani, degli incentivi alle aziende e alle minoranze linguistiche, che con incentivi e detrazioni fiscali e le importanti, anzi fondamentali misure a favore dell'abitare per evitare lo spopolamento delle montagne. Confartigianato Belluno, con il direttore Michele Basso, mette in rilievo gli incentivi sulle nuove attività di impresa dei giovani e sull'acquisto della prima casa, ma anche le misure che favoriscono medici e insegnanti. E la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella, sottolinea che è per noi importante l'attenzione che il governo, in primis il nostro senatore bellunese Luca De Carlo, hanno voluto dare alla montagna e alle sue problematiche. I limiti devono diventare ora opportunità per trattenere giovani, famiglie e imprese, ma anche per diventare luogo attrattivo in cui si possa pensare di trasferirsi per qualità di vita e servizi. Dichiarazioni anche dalla Coldiretti bellunese: la legge è un passo necessario per riconoscere il ruolo concreto che gli agricoltori e gli allevatori svolgono nei territori alpini come quello bellunese. E una dichiarazione arriva anche dal presidente della provincia Roberto Padrin: un passo storico fondamentale e imprescindibile per porre le nostre aree finalmente al centro dell'agenda politica. Questa quindi la notizia che apre l'edizione di oggi di Edicola Belluno, dedicata prettamente alla montagna. Diamo uno sguardo adesso a tutti i titoli riportati sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Rimaniamo appunto sul Corriere delle Alpi, dopo il grande spazio dato alla legge sulla montagna a firma di Francesco Dal Mas. Altri richiami sono i seguenti: Sedico, il pirata ora si scusa. Ho investito quei due ragazzi, sono sconvolto. Confessa e si scusa il pirata di Bolago di Sedico. L'approfondimento di Gigi Sosso a pagina 23.
Scompiglio a Belluno, ubriaco semina panico in centro, viene arrestato, molesta i clienti di un locale e attacca i poliziotti. L'approfondimento a pagina 18. La foto di copertina invece ci porta a Cortina, 3 giorni per scaldare i muscoli in vista dei giochi. Oggi le spettacolari gare sul pistino di Fiames. Bob e Skeleton a Cortina gli ridati estivi di spinta. L'approfondimento a pagina 23. Solidarietà a Feltre, in Uganda il pozzo targato Clivet, seconda edizione del Clivet Kids Day, in una giornata che ha unito via web simbolicamente i sorrisi dei bambini di Feltre con quelli dei bambini ugandesi, visto che c'è stato anche un momento di solidarietà con l'inaugurazione del pozzo Clivet in Uganda dedicato ai piccoli che soffrono. L'azienda di Villa Paiera si è trasformata in una grande mappamondo. L'approfondimento di Scottini a pagina 22. E ancora dal bellunese a Rabba l'acquisto Pompieri, è arrivata la nuova autoscala che vediamo in questo scatto. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, l'articolo di Soratrò invece lo troveremo a pagina 25. Dalla prima pagina del Corriere delle Alpi passiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Anche in questo caso la notizia in primo piano riguarda appunto la nuova legge sulla montagna. De Carlo, il senatore bellunese, commenta così: insegnanti e medici le priorità. Il senatore Cadorino spiega quali sono le fondamenta della nuova legge sulla montagna. I decreti attuativi dovranno servire a dare corpo alla legge a partire dalla priorità che oggi è la sanità e la formazione dei ragazzi e dei giovani. De Carlo del resto lo aveva detto fin dai lavori in aula a Palazzo Madama lunedì pomeriggio. In sede di dichiarazione di voto aveva esordito con un commento: questa legge pone attenzione in maniera precisa e puntuale alle priorità, che sono medici, sanità, scuola e giovani. L'approfondimento di Tormen a pagina 3. Le voci contrarie, sempre un richiamo dalla prima pagina, ma Cindy Manusci, sindaca del comune di Pieve di Cadore, non è convinta. Nessuna svolta, non ci vedo nessuna legge rivoluzionaria, semmai un palliativo. Cosa ci fai con 200 milioni di euro? Non bastano neanche a fare 2 piste da bob, ironizza Manusci. L'approfondimento a pagina 3. Botta e risposta sui cantieri in città, il PD attacca, il sindaco dei Pellegrini replica: lavoriamo oltre le polemiche. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 5. E la foto di copertina ci porta sempre a Cortina, congresso mondiale del bob, delegazioni anche dall'Africa. Notizia uguale a quella riportata come foto di copertina anche sul Corriere delle Alpi. Santo Stefano, niente rischi ma la galleria chiude prima, noi esclusi. L'approfondimento di Toscania a pagina 11. Belluno, domani sera al Buzzati, il sigillo agli alpini Ana. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 7. E ancora i 100 anni di Ines, leggo da sempre il Gazzettino. L'approfondimento di Daniela De Donà lo troveremo a pagina 14. Sport, il Prosecco Doc Imoco Conegliano pronta a fare il tutto esaurito lunedì all'Ambioi. Ovviamente parliamo di pallavolo con questo articolo a firma di Lazzarin a pagina 13. A pagina 11 invece Cortina e gli schi e voli, nuove mode alla ribalta della regione. L'approfondimento di Dibona a pagina 11. E ancora sport, l'evento del CSI. Domenica tutti in bicicletta, torna la classica pedala Feltre. L'approfondimento di Dallò a pagina 8. La notizia invece in primo piano che troviamo a pagina 2 è la seguente: africani e asiatici all'assalto del bob, sport del ghiaccio riuniti da ieri sotto le tofane per programmare le attività in vista delle Olimpiadi, spiccano nazioni piuttosto insolite per queste discipline. Il presidente Ferriani è entusiasta del nuovo impianto, sarà utilizzato a lungo anche dopo i Giochi 2026. Il tema sempre di questo convegno, parola d'ordine inclusione anche per la pista Monti. Vitali, anche questa è legacy del grande evento, l'accessibilità è pensata per atleti, pubblico e visitatori oltre ai cittadini. Gli articoli a pagina 2 sono tutti a firma di Marco Di Bona. E adesso la legge sulla montagna, l'approfondimento del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 3, medici, scuole, servizi, queste le priorità, il resto viene dopo. Il senatore De Carlo fissa gli obiettivi delle terre alte dopo l'ok al nuovo DDL, punteggi aggiuntivi per chi viene a lavorare da noi e poi sgravi fiscali. La primissima cosa da fare, incentivare fin da subito medici e insegnanti, sul resto possiamo anche aspettare su questi temi, no? Quindi sanità e scuola per il senatore De Carlo sono queste le priorità della messa a terra della nuova legge sulla montagna approvata in via definitiva lunedì sera. Cosa fatta a capo A, si dice, e allora per l'unico esponente bellunese in Parlamento il capo, l'inizio del nuovo corso passa dal dotare le terre alte di servizi che oggi rischiano di essere rarefatti, se non addirittura scarsi. I decreti attuativi dovranno servire a dare corpo alla legge, a parte
a partire dalle priorità che oggi è la sanità e la formazione dei ragazzi e dei giovani. Queste le dichiarazioni di Luca De Carlo. Ora si faccia presto, la politica locale spinge sulla messa a terra, altre dichiarazioni che abbiamo trovato anche leggendo questa notizia sul Corriere delle Alpi. Cosa ci fai con 200 milioni? Non bastano neanche per fare 2 piste da bob. Questa invece è la dichiarazione della sindaca di Pieve di Cadore ed esponente del PD, Cindy Manusci. Continuiamo invece con pagina 5, notizie che interessano il capoluogo, articolo a firma di Federica Fanta, la città che cambia, mai visti tanti cantieri. Il sindaco approfitta della critica del PD per analizzare tutti gli interventi in corso, dal polisportivo all'Ambioi e Demas 2 abbiamo aggiunto 7,5 milioni al PNRR. Ancora dal capoluogo, vincitore sulla pistola ai vigili, ora aumentate gli organici. Il convegno Intelligenza Artificiale, 3 giorni per esplorare le potenzialità. Gli incontri si svolgeranno tra il Liceo Lollino di Belluno e la Media Zanon di Caston. L'articolo a firma di Giovanni Santin. E ancora da Belluno, altri eventi, agli alpini il sigillo della città, un onore, la cerimonia si terrà domani sera alle 20:30 al Teatro Dino Buzzati. Altri eventi nel capoluogo, l'arte e linguaggio universale, ecco il Kids Festival, da oggi laboratori, eventi e spettacoli per i più piccoli. Il curatore Rossi, ci ispiriamo ai grandi maestri dell'educazione, ogni attività è un'occasione per imparare. Passiamo a Feltre, 40 anni in sella con la pedala Feltre, presentata ieri in Sala degli Stemmi, la biciclettata di domenica mattina, partenza da Largo Castaldi a passaggi e passaggi a Boscarizze, Vellai, Celarda e Nemegge. Vediamo in questo scatto appunto la conferenza stampa che ha presentato l'edizione 2025, il presidente del CESIR Feltrino Cinzia Lusa, tra i gadget prevista anche la prima maglietta. Ancora da Feltre, Commissione Pari Opportunità, Licastri presidente, l'ex assessore della giunta di Paolo Perenzina è subentrata alla dimissionaria Velleda Bronzato. Ancora da Feltre, momenti di solidarietà al Clivet Kids Open Day. A Villa Paiera erano presenti molti figli dei dipendenti ospitati durante le vacanze. Collegamento video con Nacora, paesino dell'Uganda, dove è stato realizzato un pozzo. Da Feltre a Santa Giustina, notizia di spalle, nuova esercitazione in quota a Passofurca. Saranno impegnati i volontari feltrini del soccorso alpino. Limana, siamo in Valbelluna, scontro sull'asilo, troppi costi, la replica, opera indispensabile, il Consiglio Comunale si infiamma sul programma dei lavori pubblici, il 60% dei risparmi per il nido. Sedico, concerto per ricordare Tony Carlini, il maestro scomparso a 85 anni, per 33 anni ha diretto la banda locale e insegnato alla scuola Miari di Belluno. Dall'Alpago, ridare vita all'unico negozio del paese, la proposta, l'approfondimento di Giovanni Santini vi aspetta in questa pagina. Rimaniamo e torniamo a Borgo Valbelluna, oggi l'addio all'alpino Odino Endrighetti, lutto a Lentiai e tra le penne nere se n'è andato Odino Endrighetti, 79 anni, già a capo del locale gruppo ANA, una vita dedicata all'associazionismo degli alpini anche come vicepresidente della sezione ANA di Feltre. Come elico, notizie che troviamo a pagina 11 del Gazzettino di Belluno, galleria, nuove chiusure, ANAS spiazza i sindaci, accelerazione dei lavori su 3 fronti, anche con stop al transito nei weekend. Comis, sindaco del comune di Santo Stefano, pensavamo a un tavolo urgente per discutere i possibili aggiustamenti. Cortina d'Ampezzo, ospitalità d'eccellenza, in 30 si sono iscritti all'Accademia e ancora da Cortina, crociata contro base jumping e degli schi sono pericolosi. Masolo hanno un pesante impatto ambientale e la montagna non è terreno di giochi per ricchi. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso al Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 16 ed è la seguente: entra acqua dal tetto alla VHV Arena, Palazzo Rosso lavora per il rifacimento. Messi secchi sul pavimento per raccogliere le infiltrazioni, il vice sindaco, il progetto per la copertura è quasi pronto. Salta però il secondo stralcio per le luci e i bagni, la regione non ha dato il contributo richiesto. Sportivamente il comune muto, la minoranza è già all'attacco, in questo caso la portavoce è Lucia Olivotto, notizia di spalle che troviamo sempre a pagina 16 del Corriere delle Alpi. Altre notizie che interessano il territorio bellunese: Sois e Chiesurazza sollecitano preoccupati per la sicurezza, manca il marciapiede in via Agord e la fermata del bus è a ridosso della strada, da risolvere anche il problema alle scuole, il cortile si allaga quando piove.
Convegna a Lollino e alla Zanon l'intelligenza artificiale tra genitori e figli, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Munaro celebrato a Umbertide per il mezzo secolo della guerra. A novembre una sua mostra a Longarone, i sindaci del Borgo e dei Pellegrini lo esaltano. Siamo a Feltre, diamo uno sguardo alle notizie alle notizie riferite appunto al Feltrino. Mura, marciapiedi, cordolo e parcheggio, il cimitero di Anzù è bisognoso di cure. Galline dell'associazione San Vittore elenca i problemi, c'è una situazione deteriorata, vanno fatte le manutenzioni, l'articolo a firma di Roberto Curto. Da Anzù ad Arsie, anziano annegò tra i liquami, la procura chiede 16 mesi. Fatto di cronaca a firma di Gigi Sosso. E continuiamo invece con altri fatti di cronaca, in questo caso notizia che ci porta nel comune di Sedico, articolo sempre a firma di Gigi Sosso, le scuse del pirata, mi spiace per i ragazzi, il 21enne automobilista che ha travolto il motorino ha confessato tutto, la difesa dovrebbe chiedere la messa alla prova. Dispiacere e vicinanza alle famiglie, MDB, queste le sue iniziali, si è reso pienamente conto di aver combinato qualcosa di molto grave sabato scorso in via Bolago, non solo ha confessato tutto alla polizia sull'investimento in auto dei due adolescenti in sella a un motorino, ma a distanza di qualche giorno dalle lesioni stradali e dell'omissione di soccorso ha affidato delle parole all'avvocato di fiducia Cesare Stradaioli. Mi dispiace moltissimo per quello che è successo e spero tanto che i ragazzi possano stare bene velocemente. Sono vicino anche ai loro familiari. Pagina 24 del Corriere delle Alpi, Ponte nelle Alpi, più inclusione nelle scuole e l'accoglienza secondo Index, presentati gli esiti del progetto che ha coinvolto gli istituti scolastici provinciali, un modo per studiare la propria realtà e programmare l'inserimento di tutti. Soverzene, comuni fioriti tra laboratorio e talk, l'appuntamento è per questo fine settimana appunto in uno dei comuni intitolati come Balconi Fioriti che sono presenti in provincia di Belluno. Ponte nelle Alpi c'è la Run Fest al parco, dalle corse alle cene e ancora al pago, domini e gestione dei territori, focus tutto sulla montagna. Se ne discuterà sabato 27 settembre un convegno con enti e università. L'articolo è di Ezio Franceschini. Andiamo adesso ad Arappa con un articolo di Lorenzo Soratroi, nuova autoscala per i vigili volontari, mezzo necessario ma ora la caserma. Il comune ha finanziato l'acquisto per 30.000 euro, a 30 anni, arriva dalla Val di Fassa, però è in ottimo stato come si può vedere da questo scatto. Falcade, navigatore per un giorno, domenica la Rally Therapy con motori e Speranza. E ancora Rivamonte, il problema silicosi discusso a Rivamonte era come il Vaillant, l'articolo a firma di Marcella Corrà. L'appuntamento è per domani alle 17. L'olocausto dimenticato della montagna veneta è il sottotitolo del libro Silicosi di Gidio Pasucche che sarà presentato domani alle 17 al centro minerario di Valle Imperina in comune di Rivamonte. Il libro, nato dalle ricerche del giornalista di Sedico e dalla volontà dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ripercorre una triste pagina della storia bellunese in cui miniere, cave e gallerie hanno segnato la vita di intere comunità. Un lavoro di ricerca storica per fare memoria della più micidiale malattia professionale dell'era moderna. Cortina, Ferriani estasiati dalla pista di bob e clima olimpico con i mondiali di spinta. Ieri prima giornata del congresso della Federazione Internazionale, oggi le attese gare del rinnovato pistino di Fiames, presenti 16 nazioni. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla situazione della galleria in Comelico. La galleria chiuderà un'ora prima, a inizio ottobre, weekend di fuoco. Si attende una riunione tra i sindaci per comunicare la data in cui entrerà in vigore la nuova ordinanza. Dalle 14.30 di venerdì 3 alle 6 di lunedì 8, tunnel off limits per lavori urgenti. Via il 20 settembre, Cortina, ospitalità, 30 giovani iscritti all'Accademia Cortina. E ancora a Vigo di Cadore, il Bivacco Spagnoli compie 40 anni, convegno e cerimonia. L'appuntamento è per domani e domenica. Dalla rubrica Cultura e Spettacoli, l'Arena di Settembre diventa il palco regale della canzone italiana. Stasera e domani in diretta Rai il carrozzone di T-Music Awards premia le hit dell'estate, poi gli eventi live celebrativi di Zucchero, Venditti, Nannini, De Gregori e il rapper Geolier. Ma passiamo invece alle notizie riferite alla rubrica Giorno e Notte
notte la liberazione vista da Tabor, gli scatti in mostra a Villa Pat. Oggi l'inaugurazione di Ruggero Monego, una vita coraggiosamente vissuta, prima partigiano, poi minatore, in mezzo a quelle foto scattate il 2 maggio 1945. Ed oggi il Belluno Kids Festival è il risveglio dei sentimenti collaboratori e cuori, appuntamento nel capoluogo. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito appunto di Belluno Kids. E terminiamo con lo sport bellunese. Campo Bagatin spera convocazione difficile, però io sogno sempre di esserci alle Olimpiadi. Hockey donne, la Zoldana è stata esclusa dal raduno delle azzurre, hanno scelto di chiamare le oriunde, ma non voglio fare polemica. Ancora sport, tiro con l'arco, Piave a Santa Maria di Sala, un bottino di 6 medaglie. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.